Bella vittoria esterna dell'Akragas che spreca almeno 5 limpide occasioni per segnare ancora, per troppa precipitazione ed anche per bravura del portiere Ammirati della Gioiese. Si tratta di 3 punti importanti che arrivano dopo la pesante sconfitta interna patita all'esordio con il Licata e che restituiscono un po' di serenità all'ambiente. Tecnico Coppa rivoluziona il modulo ed anche lo schieramento base. Fuori per infortunio Jama entrerà poi nella ripresa, Perez, Rossi, Greco e il talentuoso Lemura. Quest'ultimo ha lasciato l'Agragas per motivi familiari. Dentro invece Cipolla, che è stato tra i migliori, assieme ad un super Mannina e anche il giovane Baio. Un Agragas più compatto e solido nei vari reparti che non ha lasciato spazio alle punte calabre e che ha creato tantissime occasioni da gol. Al 22esimo Mannina colpisce la traversa, al 25esimo Scandurra sfiora il vantaggio, ma al 27esimo arriva la rete di Trombino. Pantano, l'ultimo arrivato ed è stato anche tra i migliori in campo, si defila magnificamente, serve un assist millimetrico per Trombino che il quale insacca. È un Agragas spigliato, sospinto da una grande voglia di portarsi l'intera posta in palio e che domina tutto il primo tempo. Nella ripresa non cambia la musica, è sempre la squadra biancazzurra a comandare il gioco e sfiora il raddoppio con lo stesso Trombino ed l'attaccante Litteri. All'84esimo il portiere sorrentino salva l'Akragas sul tiro ravvicinato di Gucciardi, ma l'ultima emozione è per Di Mauro che manca il raddoppio. 3 punti propedeutici in attesa della terza di campionato che si giocherà all'Esseneto contro il Sant'Agato il prossimo mercoledì 20 settembre. Ed ora spazio alle interviste di fine gara. Io voglio dire bravi ai ragazzi perché vivere una settimana come quella che abbiamo vissuto noi non era facile, per cui voglio fare i complimenti sinceri ai miei ragazzi. Io ho le spalle larghe, per cui va benissimo e oggi non è il momento di prendermi nessun merito perché veramente lo voglio rivolgere a un gruppo straordinario che ho là dentro e poi dire grazie e rivolgere un grazie anche ai tifosi che oggi ci hanno seguito fino a Palmi perché sono veramente dei tifosi intelligenti, sono dei tifosi che ci hanno sostenuto tutta la partita, ci hanno applaudito a fine partita e se qualcuno pensava che fosse una partita semplice ha pensato male. Io l'ho detto già ieri che non sarebbe stato assolutamente facile perché abbiamo incontrato una squadra e ne approfitto per fare i complimenti alla Gioiese perché è una squadra di ragazzi che veramente sanno quello che fanno in campo, sono ben messi in campo, hanno delle grandi idee, corrono tantissimo. Dall'altra parte c'era una squadra invece che ha avuto grandi difficoltà anche in termini di rosa perché io ho avuto grandissime difficoltà a mettere un 11 che fosse un 11 adeguato perché abbiamo avuto molte defezioni e nonostante questo poi durante i 90 minuti di oggi mi viene a mancare prima Eceverria, mi viene a mancare poi anche Petrucci per infortunio, per cui già con i problemi che avevamo perché siamo partiti senza Lemura, siamo partiti senza Giamo, poi si infortuna Eceverria, poi Petrucci. Io credo che nel calcio si perde e si vince. Quando si vincono questo tipo di partite credo che hanno un sapore particolare, soprattutto dopo la settimana che abbiamo passato noi, ma il grazie va soltanto ai ragazzi veramente e ai tifosi che erano presenti oggi. Quanto ti sta stretto il punteggio? L'Agragas ha sfiorato tanti gol. L'Agragas doveva vincere sicuramente non 1-0, doveva vincere con un punteggio più ampio e questa è una cosa che va sistemata sicuramente perché sotto porta non si possono sbagliare quei gol. Non è puntare il dito nei riguardi di qualcuno dei miei ragazzi, ma ne parliamo dentro lo spogliatoio. Noi non possiamo soltanto sistemare gli errori che vengono fatti in difesa da un punto di vista di reparto, da un punto di vista del singolo, ma dobbiamo sistemare anche quando i miei attaccanti sotto porta non fanno gol, perché altrimenti sarebbe troppo semplice parlare dei gol subiti e non dei gol fatti. Dobbiamo lavorare tantissimo, ma continueremo ad essere in emergenza, però non ci creiamo alibi, non ci creiamo scuse. Oggi i ragazzi devono godersi questa vittoria perché lo voglio ribadire, se qualcuno pensi che sia stata una vittoria facile per tutta la settimana, non soltanto per la giornata di oggi, si sbaglia e quindi vale doppio questa vittoria.
Dunque, io l'ho ribadito prima, io mi sento di avere ormai, visto anche un po' l'età e vista anche un po' l'esperienza in panchina, mi sento di avere le spalle molto larghe. Io col Presidente mi sono chiarito rispetto a quello che è accaduto la scorsa settimana, le sue dichiarazioni, ci siamo assolutamente chiariti, non mi ha chiesto nulla la società, io so benissimo quale mestiere faccio, è un mestiere che dipende sicuramente dai risultati. Mi viene un po' da sorridere quando sento e sentivo anche i tifosi oggi della Gioiese che mi chiedevano se noi dovessimo vincere il campionato. Lo ribadisco ancora una volta, noi non abbiamo come obiettivo quello di vincere il campionato, noi abbiamo un obiettivo che è quello di mantenere la categoria della Serie D quest'anno, quindi non siamo costretti e obbligati a vincere tutte le partite. Questo non è un motivo per tornare una settimana fa, perché abbiamo perso il derby, i derby si perdono anche pesantemente a volte. È successo ieri al Milan, però noi non vogliamo assolutamente crearci scuse rispetto alla partita della scorsa domenica. È stata una partita storta, poteva andare benissimo se avessimo concretizzato il primo quarto d'ora 20 minuti, ma è andata male. Poi ripeto, tutta la settimana ovviamente io prima di allenare una squadra alleno una città, una storia. So il mestiere che faccio, per questo ti ripeto, il Presidente e la società non mi hanno chiesto nulla. A Palmi era presente il vicepresidente dell'Akragas Carmelo Callari. L'Akragas vince, riscatta la sconfitta contro Licata, vince 1-0, gol di Trombino, ma quanti gol che ha sprecato la squadra bianco-azzurra? Vince e convince, a parte il discorso tecnico che non è il mio ruolo andare a specificare, credo di avere avuto contezza di una squadra che ha reagito bene e noi vogliamo nuovamente il grande pubblico all'Esteneto perché abbiamo dimostrato di reagire anche a favore di tutta la città di Agrigento e di tutti i tifosi che ci hanno seguiti e che vanno tutti i nostri ringraziamenti. Moralmente quanto è importante questa vittoria per tutto l'ambiente agrigentino? Da 1 a 100, 100, perché siamo venuti qua, abbiamo dimostrato che la squadra gira indipendentemente dalla vittoria, che poteva essere anche molto più ampia, però l'Akragas ha tanto convinto anche nel gioco. Direttore Peppe Cammarata, l'Akragas si riscatta dopo la sconfitta in casa contro Licata, vince sul campo della Gioiese 1-0, ma poteva segnare anche altri gol. Sì, devo dire che vince e convince. Ho visto una squadra sul pezzo, una squadra che ha lottato palla su palla, non siamo andati mai in sofferenza. Abbiamo creato 8 situazioni da gol limpide, forse l'unica pecca non averla messo dentro, ma con tutto ciò il risultato non è stato mai in bilico. Anche se devo fare i complimenti alla Gioiese, squadra giovane, che corrono tanto, provano a giocare, non buttano mai la palla. Però oggi noi eravamo messi veramente bene in campo, sia a livello tattico che a livello mentale. Si vedeva che la squadra voleva riscattare la sconfitta di domenica scorsa. Voglio fare un ringraziamento particolare ai nostri splendidi tifosi che dopo una batosta come quella di domenica sono venuti un centinaio qua ad incitarci dal primo all'ultimo minuto. Loro sono troppo importanti per noi perché ci danno quella carica in più